Aumenta velocità la macchina, si ritrae dall'ala Pietro Cubellini al pari di Lorenzo Besana, per il comando Parinaz, Pluzzelavdeli e Pioppo del Sile, così nell'ordine dall'interno verso l'esterno. In quarta posizione Palomar LB, galoppa Palomar LB che passa in coda alle spalle di Pontiac Turbo. Parinaz al comando 13,5 il lancio, in seconda posizione Pluzzelavdeli, in terza Pioppo del Sile, avanti a Pontiac Turbo, più indietro Palomar LB. Si volta Enrico Bellei a controllare la situazione, prima a destra e poi a sinistra. Intanto il primo quarto va via alla media di 1,15, chiusi in 30 netti i primi 400 metri, con Parinaz al comando. Parinaz su Pluzzelavdeli, poi Pioppo del Sile, 46 netti 600, la media di 1,16,7. Ora risale Pontiac Turbo, contro la tua vista da Palomar LB. All'avanguardia Parinaz, e così si arriva al paletto di metà corsa, 33 netti la seconda frazione, 18,8 la media per i primi 8 completati in 1,03. Parinaz che fa andatura avanti a Pluzzelavdeli, poi all'esterno sempre Pioppo del Sile, 17,3 il giro. Parinaz, poi Pontiac Turbo, Pluzzelavdeli, quindi Palomar LB avanti a Pioppo del Sile, lungo l'arco della curva Pontiac Turbo a lato di Parinaz. In terza posizione passa Palomar LB, 28 netti per il terzo quarto, completamento della curva, ingresso in dirittura, con Pontiac Turbo che insiste nell'attacco a Parinaz, per linee interne cerca e sembra trovare spazio Pluzzelavdeli. È passato Pontiac Turbo, cede Parinaz, c'è il recupero di Palomar LB, l'errore di Pontiac Turbo, Palomar LB su Pluzzelavdeli, Parinaz e Pioppo del Sile. Perde in partenza Palomar LB, recupera la sfortuna in retta con l'errore di Pontiac Turbo, ma anche senza quell'errore probabilmente avrebbe battuto il rivale. L'ultimo quarto è il 29,1, un complessivo 2,001 il tempo al chilometro.